Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, ben trovati. Mi trovo in compagnia del nostro oramai carissimo professor Antonino Russo per la nostra consueta rubrica Detti, cognomi e storie siciliane. Mi preme ringraziare tutti coloro che attraverso i nostri canali ci hanno fatto le loro segnalazioni, si sono complimentati con noi. Devo dire che il vostro affetto ci sostiene anche per la nostra opera, perché come diciamo sempre, informare col sorriso, e a quanto pare funziona, professore. A gentilissima richiesta, perché siete stati veramente in tanti a esortarci a rifare una puntata sui cognomi siciliani, quest'oggi vi regaliamo questa puntata, che iniziamo da un cognome Citati. Sì, Citati. Su Citati c'è parecchio da dire e nello stesso tempo non c'è nulla da dire, perché l'etimologia di questo nome è controversa. La più corrente, che è quella del Girolamo Caracausi, che si è occupato appunto della nomastica siciliana, appunto l'etimologia più corrente è quella che fa risalire questo cognome al termine dialettale siciliano Citati, ai Citati, che è la città. Io non sono convinto di questa cosa, per cui riprenderò quando ho tempo la ricerca su questo cognome. Mi pare troppo facile e poi inaccettabile che una famiglia abbia avuto come inciuria il nome di città. Che senso ha? È come se io mi chiamassi Antonino Città, che non significa niente. Quindi l'etimologia secondo me è falsa. Citati, potrei anche far risalire il cognome Citati al latino, nel senso, cioè appunto citati, cioè nominati. Potrebbe essere più accettabile un etimologo magari di era questo una tipo, famiglia in vista, quindi citati, nominati, eccetera eccetera. Insomma, però ecco, l'etimologia è una scienza dai confini infiniti, inesplorati e nello stesso tempo mobili, per cui oggi non posso pronunziarmi con serietà su questo cognome. Quindi su Citati ci ritorneremo. Rao è un cognome nobiliare. Rao è il cognome di alcune famiglie nobili siciliane. Il nome Rao è quello che rimane dell'antico francese Raoul o Raoul. Infatti Rao ha una variante in Rau. Okay. Rau. Quindi è Raoul e Raoul. Questo nome è stato introdotto in Sicilia dai Normanni e dagli Angioini. È francese antico e viene dal germanico Radwulf, che significa lupo glorioso. Ah, un bel lupo, insomma. Lupo glorioso. Vabbè, erano i nomi che si davano i condottieri, i capi tribù, le persone valorose appunto della tribù, che si distinguevano per il valore militare, quindi insomma erano dei nomi dati per le prestazioni in guerra. Radewulf poi è diventato il nostro nome Rodolfo. Ah, Rodolfo. Ecco, quindi abbiamo accontentato due, Rao e Rodolfo. Buon anno. Buon anno, voglio dire, insomma, come dicevano i latini, que videntur demonstranda non sunt. Le cose che si vedono non hanno bisogno di essere spiegate. Buon anno è buon anno. Buon anno, ecco, quindi abbiamo tolto una U praticamente. Sì, è quello. Musumeci. Musumeci ha un etimo discusso, come Citati. Un etimo discusso. Probabilmente
è il nome del paese di Mussomeli, Ah, il paese nisseno Mussomeli, storpiato in siciliano come Musumeci. Se la derivazione è corretta, significa che i Musumeci, la famiglia Musumeci, era una famiglia ebraica. Ecco, brava. giusto? E c'è, sempre lì andiamo a imparare. È una famiglia ebraica Ebraica. che è capitata a Mussomelli per gratitudine verso il luogo che l'accoglieva, assunse come cognome appunto il nome del paese, come il tuo, Misurata. Misurata. È giusto? Infatti. È da Mesoraca. Da Mesoraca. Bene amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, spero che abbiamo soddisfatto quelle che erano le vostre curiosità e anche perplessità per quanto riguarda l'origine l'etimologia del vostro cognome. Vi esorto appunto a inviarci le vostre richieste attraverso il sito www.lafinestrasulla.sicilia.com o la pagina di Facebook La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti. Vi auguriamo una buona continuazione da me e da parte del professore Russo. Alla prossima! Alla prossima e statevi tutti bene.